C'è una spada conficcata in un portone di Palermo. Dicono sia l'arma dell'assassino di Maione da Bari, l'uomo più potente del Regno di Sicilia, ma se fosse una leggenda? E chi era davvero Maione? Torniamo nel XII secolo. Normanni al potere. Palermo capitale brillante e multietnica. Al fianco del re Guglielmo I si impone un consigliere di genio, Maione di Bari, chiamato Ammiratus Ammiratorum, una carica che vale quanto dire primo ministro. Nato a Bari da famiglia dell'elite urbana, il padre Leo di Raisa fu proto-iudex. Maione entra nella macchina dello Stato già con Ruggero II e sotto Guglielmo I, 1154-1166, scala fino a dominare la politica del regno. Anche i cronisti ostili dovettero riconoscerne il talento. Romualdo Guarna lo definì vir utice facundus, satis providus e discretus. Lo storico John Julius Norwich arriva a chiamarlo uno degli statisti più influenti d'Europa. Il suo obiettivo? Rafforzare una monarchia centrale contro i grandi feudatari. In diplomazia ottiene il capolavoro del Trattato di Benevento, 1156, con Papa Adriano IV, pace con la Chiesa, riconoscimenti territoriali vastissimi per la corona normanna e un equilibrio tra poteri regio ed ecclesiastico che ridà respiro al regno dopo anni di guerre e rivolte. A Palermo, Maione lascia anche simboli tangibili del suo potere e del gusto arabo-normanno. La chiesa di San Cataldo, dalle 3 cupole rosse, fu con tutta probabilità la sua cappella privata. Dopo la sua morte passò a mani ecclesiastiche. Ancora oggi quelle geometrie severe raccontano un'epoca cosmopolita. Ma un potere così concentrato crea inevitabilmente nemici. I baroni insorgono più volte, il malcontento popolare monta e la propaganda lo dipinge come usurpatore. Nelle cronache di parte, basti pensare all'anonimo Ugo Falcandus, Maione diventa il bersaglio perfetto di ogni colpa. Ma la storiografia moderna invita alla cautela. Dietro l'odio c'è spesso la paura dell'efficienza amministrativa. Sera dell'11 novembre 1160, vigilia di San Martino, secondo la tradizione, Maione lascia la residenza dell'arcivescovo Ugo. All'imbocco della via coperta, una banda lo circonda. A guidarla è Matteo Bonello, signore di Caccamo e volto nobile della rivolta. Il colpo è letale. Il corpo del grande ammiraglio viene oltraggiato dalla folla. È l'inizio di una crisi che travolgerà anche il re Guglielmo, presto catturato e umiliato dai congiurati. E la famosa spada nel portone del palazzo arcivescovile? In via Matteo Bonello? La tradizione la vuole l'arma dell'assassino, inchiodata lì da secoli. Ma gli studi locali concordano, è una suggestione. L'elsa visibile oggi è di tipo a vela, modello posteriore di parecchi secoli rispetto al 1160, una trovata che racconta più la nostra voglia di mito che la verità storica. Che cosa resta di Maione? Una stagione di centralizzazione amministrativa che tenne insieme un regno incredibilmente composito, un profilo di diplomatico abile, capace di parlare con papato, città marinare e potenze straniere, e un simbolo architettonico, San Cataldo, oggi sito UNESCO nella tessitura arabo-normanna di Palermo e Monreale. Maione di Bari fu amato, odiato, temuto. E la sua morte, più che spegnere un uomo, aprì una frattura nella storia del Mediterraneo normanno. Dietro una spada su un portone c'è una lezione. Diffidare dei miti facili e cercare le fonti giuste. Se questa storia ti è piaciuta, iscriviti al canale, lascia un mi piace e condividi il video. Aiuta a far conoscere la grande storia del Sud e del Mediterraneo.